Un po' preoccupato, le assenze, questa volta mancava Artistico, mancava Santarelli, si è fatto male Cosma, il Cotton Club comunque sul campo dello Sport City in casa della Golbet fa una grande prestazione e vince. Sì, no, oggi non posso far altro che veramente elogiare tutti i giocatori perché una situazione del genere non c'era mai capitata. Adesso possiamo annoverare anche questa. Il ragazzo che giocava in porta comunque ha un buonissimo passato, un giocatore anche che avete visto, ha fatto un ottimo intervento, credo su Galassi, adesso non ricordo se su Galassi o se Tubani, però l'infortunio ti lascia veramente una squadra in ginocchio. E Cotton purtroppo per gli avversari in ginocchio non ci sa stare, quindi oggi diamo un messaggio forte, veniamo da comunque 3 partite dove secondo me abbiamo incontrato 3 squadre che lotteranno fino alla fine per vincere e ne usciamo con 7 punti. 2 vittorie e un pareggio. Credo veramente che niente di meglio poteva succedere. Oggi la partita è anche stata da decifrare perché comunque è una partita molto tirata, poi dopo sia sul nostro episodio che credo che possa aver in parte deconcentrato anche gli avversari perché non hanno quasi più tirato. E poi il rigore che secondo me, non l'ho visto perché ero già stavo parlando con un componente della panchina, quindi da quello che mi ha detto il ragazzo comunque è netto. E poi l'espulsione ovviamente mi dispiace che non siamo riusciti a chiuderla. Ecco, quella è una cosa che mi dispiace. Queste partite vanno chiuse, se devo vedere il pelo nell'uovo è una partita che deve finire 2-0 per noi, non nel complesso, ma dall'espulsione di Stervini, quindi dal gol su rigore in poi, questa è una partita che deve finire 2-0 per noi, a prescindere dal C'era portiere. stata l'occasione con Forcina che ha un po' strozzato il tiro, però forse potevano arrivare con maggior frequenza, ecco, a creare situazioni del genere. Allora, io ho sempre detto una cosa dall'anno scorso, noi siamo una squadra che ha portato il calcio nel calciotto, per cui il nostro modo di giocare è molto simile al calcio a 11, una squadra solida. Oggi usciamo senza portiere con 0 gol subiti. Siamo la miglior difesa dopo le, quante sono, 4 giornate? Dopo 4 giornate siamo l'unica squadra che ha preso 2 gol, perché c'erano Aerobet e la Roma a 3, Tutte e due quindi nella stessa comunque partita, tra l'altro. non ci preoccupa quello e noi giochiamo in un certo modo. Nella parte finale c'era da portare quello che ha detto comunque Davide della Pisana, c'era da portare invece il calcetto nel calciotto, perché con azioni di gioco, giro palla e tagli sul secondo palo, questa è una partita dove fai il secondo gol e non con un portiere come Pala che cerchi il tiro da fuori o altro, perché lo conosciamo tutti il suo